Pronti? 1, 2, 3. Liscio come l'olio il primo segnale, Ciro Jet che va a condurre, c'è il galoppo da parte di Cielo degli Ulivi. In seconda posizione Creed Matley, mentre avanza subito al largo Coldplay Wise L, che ha preso ottima partenza dalla seconda fila. In quarta posizione c'è Columbus Gaps a precedere Cruciale Min. I primi 200 si completano in 15-2 con Ciro Jet che è deciso a correre davanti, ma Coldplay Wise L non è esattamente dello stesso avviso. Attacca Antonio Velotti e Davide Angeletti decide di riprendere in mano, non vuole spendere l'inverosimile. Dopo 400 metri in 29,5 Coldplay Wise L si trova a condurre, mentre sono fuori corsa Sherry Min, Carib Risayat RGF e Cielo degli Ulivi. Pertanto si completano i primi 600 metri in 45,2. Coldplay Wise L in evidenza, avanza ora all'esterno Cruciale Min, il favorito tecnico della corsa che va all'attacco di Coldplay Wise L e mette 3/4 di figura avanti all'avversario, tutta la figura. Cerca di scendere alla corda dopo 800 metri in 1 minuto e 4 decimi, passa. E così il terzo battistrada di questa corsa è Cruciale Min. E questa volta proverà a restarci fino in fondo VP dell'Annunziata, Antonio Velotti in seconda posizione con Coldplay Wise L, mentre prova la risalita esterna Sherry Min trascinandosi Columbus Gaps. Anzi Canaletto RL che avanza all'esterno ovviamente. Canaletto RL a lato di Coldplay Wise L cerca di portarsi al salchi del battistrada Cruciale Min, mentre ha un po' di difficoltà in questo momento Coldplay Wise L che porta dietro tutto il treno, poi finisce nei birilli per non creare troppi intralci. La curva di destra in 15,6 con in vantaggio Cruciale Min che ora apre i rubinetti, ha tolto i tappi e ha allungato VP. Cerca di scappare da Canaletto RL, quindi Ciro Jet bucato di dentro da Creed Matley, poi ancora Columbus Gaps. Il miglio passato in 2,1,2 con una frazione in 14,8. Cruciale Min in chiaro vantaggio nei confronti di Ciro Jet che prova ad ingambarsi per andarlo a prendere, poi ancora Creed Matley che si proietta su Canaletto RL, la piegata conclusiva in 15,3. La retta per Cruciale Min che è stanco, va di dentro Ciro Jet che arriva a 100 all'ora e nel finale travolge l'avversario. Ciro Jet che nel finale vince con un paio di lunghezze in confronti di Cruciale Min. Al terzo posto Creed Matley, 2:31,7, 1:16,3 il ragguaglio cronometrico sul doppio chilometro per la vittoria da parte di Cruciale Min e di Ciro Jet, con Davide Angeletti per il training di Giuseppe Citarella, colori del signor Nicola Pisciotta. Il successo lo riapprezziamo nell'immagine del numero 4 di Ciro Jet che vediamo spaziare a piacimento nel finale. Ho dovuto mandare via Coldplay Wise L all'inizio, ha rischiato di rimanere chiuso sulla dritta di là, poi quando ha trovato la pedalata giusta ha trovato anche Cruciale Min stanco e così tutto facile per Ciro Jet e Davide Angeletti.